Eleonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio ha troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia ama i regali e i fiocchi ma non li riceve, quindi questo Natale scioglie i fiocchi di neve. Flavio è in psicoterapia e stanotte ha una teoria. Sistema via gli scheletri dall'armadio alla scrivania. L'attesa per Lucia sembra una prigionia. Fuma allo spasimo e non si rilassa. È accesa l'ultima, il notturno passa. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone tra i nomi. Cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. Gira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Gira a raffica in tutta la città e va da capo, linea a capo, linea a capo. Mario guida ma di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli fa pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena e scappa via veloce restando di schiena. Sergio torna a casa, sorride, bacia il miracolo. Giada per il saggio non si informa, non si allena più. Livia è schiavitù, scrive alla figlia, i sogni sono neve, cadono, cambiano forma, poi tornano su. Carlo è psicoterapeuta, non risponde ad un paziente, impaziente di ricordarsi l'infanzia quant'era neutra. Ora Lucia chiede d'accendere, Andrea accende con ansia. Vede che il notturno passa veloce e già li distanzia. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone tra i nomi. Cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. Gira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Gira a raffica in tutta la città e va da capo, linea a capo, linea a capo. Gira a raffica finché la città si traffica. Gira a raffica finché la città si traffica. Gira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada identica a prima, solo che è buio. Girerai il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato. Un mondo più bello di questo dov'è? Non fosse nella galera dei nostri occhi. Pietra lavica la sfera dei nostri occhi. Capitano in cella, naviga dentro di te. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone tra i nomi. Cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. Gira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Gira a raffica in tutta la città e va da capo, linea a capo, linea a capo. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone tra i nomi. Cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. 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 E prima o poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada identica a prima, solo che è buio. Girerai il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato.